è professore ordinario dell'Università di Padova che insegna fisica teorica, effettua studi su ovviamente fisica, ma fisica applicata non solo all'economia ma anche alla biologia. Questa sera ci intratterrà su aspetti che a noi forse, anzi parlo personalmente, sicuramente sfuggono, non sono immediati, delle relazioni tra la finanza e economia e la fisica. Buon ascolto a tutti. Capisco che c'è molta curiosità nell'uditorio, perché questo fatto che un fisico venga a parlare di finanza, di economia, sembra molto strano. Allora io direi che comincerò proprio facendo un escurso su alcune tappe storiche che vi mostreranno che in realtà questa stranezza non c'è. I fisici, i matematici si sono da lungo tempo occupati di problemi come la finanza e hanno dato contributi molto importanti. Quindi direi anzitutto cominciamo da questo excursus storico molto limitato, sintetico, non è una cosa professionale dal punto di vista della storia. Allora, io comincerei con Newton, Isaac Newton, che è il padre della meccanica, della scienza moderna. Newton si interessava molto del suo patrimonio perché ci teneva da crescerlo, e Newton si procurò qualche dispiacere, investì parte del suo patrimonio nella compagnia dei mari del Mar del Sud, che trattava scambi, commerci con le colonie spagnole del Sud America, e ebbe a dire, per via di questi insuccessi finanziari, a un certo punto disse: io sono in grado di predire con grandissima precisione il moto dei pianeti, dei corpi celesti, ma non sono in grado di capire quanto possa la follia della gente spingere in su o in giù la quotazione di un titolo. Quindi qui vedete già un primo incontro fra mondo della scienza e mondo della finanza, chiaramente molto legato alla vicenda personale di Newton, però direi che è un aneddoto molto istruttivo, perché fa capire che ci sono due mondi abbastanza diversi, quello della scienza e quello della finanza sono due mondi diversi. Questo lo approfondiremo bene più in là. Adesso passiamo a Gauss, qui passiamo da inizio Settecento alla prima metà dell'Ottocento. Carl Gauss è un grande professore di matematica, di fisica all'Università di Gottinga. Carl Gauss è rimasto famoso anche, fra l'altro, per non so se riuscite a vedere in questo biglietto da 10 marchi questa curva, molti di voi la riconosceranno come una curva gaussiana che prende il nome da Gauss. Gauss fu anche un personaggio che applicò direttamente la teoria della probabilità a problemi di tipo assicurativo, per esempio, e si dice che abbia contribuito a sistemare le finanze di un fondo mutualistico che l'Università di Gottinga aveva istituito per le vedove dei professori. Qui adesso andiamo a un personaggio estremamente importante e significativo per la fisica. Ludwig Boltzmann è il padre della meccanica statistica, di quella branca della fisica teorica che si occupa dei sistemi costituiti da molte particelle, di spiegare in termini statistico-probabilistici le leggi della termodinamica e così via. Ludwig Boltzmann, che è diventato famoso per la sua formula che dava l'entropia di un sistema, come la costante di Boltzmann per il logaritmo del numero di stati microscopici, che ha scritto l'equazione che porta il suo nome, che descrive l'approccio di un gas all'equilibrio. In alcuni suoi scritti
affermò che lui si sarebbe aspettato che in futuro la scienza fisica avrebbe trattato, pensate siamo attorno al 1870, avrebbe trattato problemi in cui al posto delle particelle del gas avrebbe messo individui di una società, per esempio. Avrebbe trattato, diciamo, il problema di tanti individui interagenti con delle leggi, con dei metodi simili a quelli che lui usava allora per studiare i gas di particelle. Questa è effettivamente una cosa molto, diciamo, è una chicca che viene molto prima di sviluppi che vedremo sono più vicini ai giorni nostri. In realtà quello che lui predicava si sarebbe poi realizzato molto molto tempo dopo. Un altro personaggio importante nella storia così dei rapporti fra matematica e scienze sociali e economiche è quella di Vilfredo Pareto, di origine italiana peraltro, che fu professore a Losanna. E Vilfredo Pareto, per esempio, fu pioniere nell'applicare metodi statistici a problemi come, che so, la distribuzione della ricchezza in una società. È sua una legge che comporta una regoletta come questa: in una società l'80% della ricchezza sta nelle mani del 20% degli individui. Questo tipo di legge in realtà è legato al fatto che la distribuzione della ricchezza è una legge di potenza che lui fu il primo a individuare. La cosa interessante è che tutti questi germi che sono stati messi da parte di Boltzmann, di Pareto, eccetera, poi hanno germogliato molti anni dopo, negli ultimi 15 anni, ci sono state effettive applicazioni dei metodi di Boltzmann in particolare proprio allo studio di come si distribuisce la ricchezza o la moneta, perché non è la stessa cosa. La moneta è il mezzo di scambio con cui paghiamo i servizi, le merci, eccetera, è una cosa che si conserva peraltro. La ricchezza è una cosa un po' diversa, è la moneta più, che so, il valore della casa, dell'automobile e così via che possediamo. E questi studi sicuramente sono molto importanti. Oggigiorno si può dire che una frontiera nel campo della fisica applicata ai fenomeni sociali, economici, eccetera, è quella di andare a studiare sistemi dove le particelle o gli elettroni o quello che volete sono sostituiti dagli individui. Diciamo che, per esempio, questo è un commento che è apparso su Science qualche tempo fa, in cui appunto si dice: noi stessi e le nostre interazioni, siamo noi l'ultimo problema della fisica? Capite che qui si pensa di sostituire a elettroni o quello che volete gli individui che interagiscono in una società, per esempio scambiandosi denaro, servizi, eccetera, e che possono dar luogo in questo, diciamo, interagire a comportamenti che sono quelli che, poi vedremo meglio, sono comportamenti che si riscontrano anche nella fisica dei cosiddetti sistemi complessi. Torneremo su questo fra pochissimo. Qui però devo fare un'altra, diciamo, un'altra puntualizzazione storica. Vedete, in questa immagine riportiamo un personaggio, Louis Bachelier. Non so se l'uditorio ha mai sentito parlare di questo personaggio, qualcuno sicuramente, ma è un personaggio in realtà poco noto anche ai fisici, miei colleghi. Dovete sapere che questo personaggio, che qui è ritratto in un'età molto giovanile, non si riescono a trovare sue fotografie più di età più matura. Allora, Louis Bachelier è stato un grande matematico che nell'anno 900,
discusse una teoria sotto la supervisione niente meno che di Henri Poincaré. Pensate, Henri Poincaré nel Novecento era l'astro mondiale della fisica matematica, era al vertice proprio della fisica matematica mondiale. Louis Bachelier in questa tesi, vedete, che si chiamava Teoria della speculazione, affrontò per la prima volta in contesto matematico probabilistico il problema del cosiddetto prezzaggio dei derivati. Lo fece perché aveva anche un background personale particolare, era figlio di commercianti, si trovò a essere molto giovane, orfano, con fratelli da mantenere, per cui per esempio lui frequentava le borse, i mercati, era molto dentro a certe cose per forza di necessità. Ma Bachelier in questo suo lavoro, che poi continuò negli anni, divenne professore a Besançon e così via, gettò le basi della moderna finanza quantitativa. Possiamo dire che la finanza quantitativa oggi riconosce in Bachelier giustamente il suo padre fondatore, la moderna finanza quantitativa. E molto di quello che ancora si fa in finanza sente l'influsso dei modelli, dei concetti che lui introdusse nel Novecento e negli anni successivi. Fra l'altro Bachelier fu un precorritore di sviluppi della teoria della probabilità del Novecento, che lui, diciamo, tirò fuori in maniera euristica, non del tutto rigorosa, ma che sono stati di grandissima importanza per tutto lo sviluppo della matematica probabilistica del Novecento. Allora, perché ho messo qui Bachelier, che ricorrerà ancora nella nostra discussione, e Albert Einstein? Qui vedete Albert Einstein, c'è una data vicina, 1905. Allora, dovete sapere che Bachelier nella sua tesi introdusse un modello, il cosiddetto modello di random walk, cioè di cammino aleatorio, come modello per descrivere come evolve un indice nel tempo. È un modello probabilistico di cammino aleatorio, tecnicamente si dice random walk. Allora, questo modello, che è di fondamentale importanza in finanza, in pratica viene scoperto indipendentemente per un altro problema, quello del moto browniano, da Einstein nel 1905. La teoria del moto browniano è uno dei 3 lavori dell'anno mirabile, 1905, di Einstein. Sapete che il moto browniano è il moto di particelle microscopiche che sono sospese in un fluido. Uno vede che queste particelle, se le osserva al microscopio, hanno un moto abbastanza strano, che saltano di qua e di là. Praticamente succede che, pur essendo questi due personaggi, questi due personaggi si ignoravano completamente, hanno sviluppato queste cose indipendentemente, però diciamo che gli strumenti matematici che hanno usato, con diverso stile e diverso gusto, erano gli stessi. Questi strumenti matematici hanno dato luogo poi alla finanza quantitativa e questi qui invece hanno dato luogo a tutto un filone di lavoro in fisica statistica che è anche importantissimo.